Aranghiroa, Motu di Laguna Blu. Più di così? Slow Tour! Beh, tu ti sei fatta 24 ore di viaggio aereo per farti bruciare dal sole del Pacifico, col rischio di farti mangiare dagli squali o accecare dai colori esagerati della Polinesia. Io invece, il mio slow tour, lo faccio in Italia, alla scoperta delle bellezze nascoste del Polesine, nell'atmosfera soffice e ovattata, effettivamente un po' sfocata dall'umidità, del Po. Sono a Kazan, che però non è un tempio buddista giapponese, è una villa in provincia di Rovigo. Questa villa ha una storia, una villa veneta del Settecento, degli zen, che erano dei patrizi veneziani, ma anche delle storie, perché a un certo punto era del conte Alessandro Guiccioli, che aveva sposato una ragazza bellissima, Teresa Gamba. La Teresa Gamba va una volta in gita a Venezia e incontra Lord Byron, si innamorano. Il conte viene a saperlo, si arrabbia e allora dice a Teresa: vai là in esilio a Kazan, vicino al Po, in mezzo alla campagna. Peccato che poi Byron invece la raggiunge qua. È un posto veramente romanticissimo. Questo salotto di Villa Zen pare che Lord Byron abbia composto e ideato alcune delle sue poesie migliori, ispirato certamente dalla bellezza della Teresa Gamba, dalle gambe della Gamba possiamo dire, perché era una bellissima donna, ma anche dal panorama del Po. Una volta l'argine era più basso e da qui si vedeva il grande fiume. L'antefatto è noto. Il conte Alessandro Guiccioli scopre la tresca della sua giovane e bellissima moglie Teresa Gamba con Lord Byron. Lo scopre a Venezia e la manda qui in esilio a Kazan, ma i due si scrivono ed ecco qui allora dal diario di Alessandro Guiccioli. Cara Teresa, la mattina a Kazan vi alzerete presto. Vestirete con modestia, darete disposizione al personale, pranzerete col fattore e la sera vi coricherete di buon'ora, senza vedere nessuno. La risposta di Teresa, sempre dal diario di Alessandro. Caro Alessandro, la mattina a Kazan mi alzerò all'ora che vorrò, mi vestirò come più mi aggraderà e vedrò e pranzerò con chi mi farà piacere. Tomò. L'atmosfera della villa è bellissima perché è viva, abitata, verissima e poi ci sta benissimo Lord Byron perché l'atmosfera è un po' veneziana, padan, anglosassone perché l'attuale proprietaria, la signora, è una signora italo-irlandese. What if thy deep and ample stream should be a mirror of my heart, where she may read the thousand thoughts I now betray to thee, wild as thy wave and headlong as thy speed. Oh, Maria Adelaide, buongiorno, la padrona di casa. Come stai? Detta Mailai? Detta sì, perché quando uno ha un doppio nome lo storpiano in tutti i modi. Io da piccola non sapevo dire Maria Adelaide, quindi mi chiamavo My Light. Bene, Mailai perché la mamma è irlandese. Irlandese. Si vede, la villa è, come dire, ha un'atmosfera anche molto inglese, ci sta benissimo. Lord Byron, cosa dice qua più o meno? Ma lui scrive per il suo grande amore, Teresa Gamba, per il fiume che scorre qua dietro e per questa casa, dove lui veniva segretamente a incontrare Teresa e si preoccupa un po' che il fiume possa interpretare i suoi pensieri nei confronti di Teresa. E nonostante il marito, appunto, Alessandro Guiccioli, Alessandro Guiccioli, almeno diamogli il nome giusto, poveretto. Guiccioli? Guiccioli. Conte Guiccioli? Marchese. Marchese? Urca, ho sbagliato 2 volte, vabbè, non sono adatto a queste cose. Se ne farà una ragione. Sì, io mi chiedo scusa, ma sono proprio veramente Guiccioli. Guiccioli. Mentre io sono qua a fare la mia brutta figura, tu dove sei? Da Tahiti prendo il piccolo aereo per andare a Rangiroa, la più famosa delle isole Tuamotu. Andiamo a Rangiroa, eccoci qua. È solo un anello di
corallo bianco nell'azzurro del mare perché la montagna non c'è più. C'era una volta infatti un vulcano che è sprofondato in mare, lasciando solo una ciambella di corallo con la laguna dentro. Nulla, atollo, mare di qua, mare di là. Prendiamo una macchina ed esploriamo l'isola, lungo l'unico mozzicone di strada. Eccoci qua sulla strada. La scelta è a sinistra o a destra? Andiamo a destra, dai, questa volta. A me piace proprio l'idea di questa strada, 12 km finito lì. Non c'è altro, da una pass all'altra. Mi hanno detto che cos'è questo. È un monumento che ricorda il re di Rangiroa, che si chiamava Rairoa e che loro chiamavano Tupunua. E questo re era molto famoso perché pescava dei pescecani. Siamo arrivati al villaggio di Avatoro. Questo è il cuore della città. È festa e c'è un minuscolo Luna Park. Mi piace questo qua? Troppo buoni. Io le ho scagliate tutte. Per fortuna c'è Zoe. Uno! Come alla fiera di Rocca Malatina. Ci si sente a casa. Sì, qui è tutto decisamente slow, totalmente rilassato. Però dai che dobbiamo arrivare alla pensione familiare che abbiamo prenotato. Allora, la nostra missione è andare da Joséphine. Joséphine è conosciuta molto in quest'isola perché a Rangiroa perché è molto molto accogliente, sembra che la sua cucina sia la migliore dell'isola, è una pensione molto molto rinomata. Eccola Joséphine, franco-polinesiana. Che belli, ci sono anche i cagnolini. La sua pensione sta in un posto unico. Cioè, oggi è una giornata dove c'è una corrente molto molto forte, però è strepitoso vedere le onde della laguna che si incontrano con quello dell'oceano e danno veramente un effetto, perché non è un mare normale, è un mare diverso, insomma, è il mare di una pass, di un collegamento fra il fuori e il dentro. Bellissimo. È proprio da nozze qui, Cioè, quindi è molto bello, è un posto veramente delizioso. A parte questo letto molto da intimo, da viaggio di nozze, con il mare davanti, con questo mare davanti. Passione, Dai che arriva Ugo! Il nostro amico Ugo Mazzamillani, l'ex farmacista di Comacchio, che ha mollato tutto e si è stabilito qui, dove ha realizzato il suo sogno, aprire un diving, vivere e lavorare sott'acqua. E gli è andata decisamente bene. Sì, un nuovo diving, vero mostro, l'abbiamo inaugurato il 1° luglio del 2010. Nell'altro non ci stavamo più. Ha promesso di portare sott'acqua Zoe. Ci fai andare sott'acqua? Ma lo sai che qui va bene pieno di squali? Pieno di squali. È questo che ci piace. Allora siamo centro riconosciuto National Geographic, ogni anno abbiamo circa una dozzina di equip video che arrivano qui da tutto il mondo. Il perché c'era un certo Jacques Cousteau che diceva che Rangiroa era una delle 4 destinazioni più belle al mondo per fare immersioni. E non la metteva in classifica, ma anche se fosse stata la quarta è comunque la quarta. Folco Quilici qui, negli anni 50, ha girato Sesto Continente e Ultimo Paradiso, i suoi primi film. È vero, venne Cousteau, venne Folco Quilici, poi è venuto Ugo.
io se sono qui a Ranghiroa lo devo in gran parte proprio a Folco, perché con i suoi primi documentari, io mi ricordo ero ancora un ragazzino, e guardando i documentari di Folco io mi sono innamorato delle Tuo Motu, e quindi è stato un po' il mio idolo e ho voluto seguire bene, diciamo, i suoi passi. E domani Zoe seguirà le loro tracce. Slow Tour, no, non sono nello Yorkshire, bensì nel Padanshire, nella contea rovigota, a Kazan, la dimora aperta ai turisti della nobile Maria Adelaide, detta Mai Lai. Maria Adelaide, come si chiama la tua cavalla? Sunlight. Sunlight. Sì. Ah però, e lui come si chiama? Eddie. Ma sì, dai, Edoardo praticamente. Ah! Scusa, Edoardo, non volevo... Ecco fatti. E... Oddio! Scusi, ma manca il pomolo qua. Ma il pomolo, la sella è comunque una sella da trekking bellissima. Ha parlato di trekking, per cui Sì. qui si possono fare un sacco di gite. Qui c'è uno sconfinato terreno per poter fare trekking e quindi si possono fare delle escursioni bellissime vicino al fiume. Quindi si possono fare tutte le passeggiate volendo. Tutte le passeggiate del mondo in giornata oppure con tappe, per esempio in altre strutture tipo queste che hanno la possibilità di ricevere cavalli e cavalieri. Beh, altro che trekking, a me basta un giro in giardino. Scusi, io non pretendo tanto, proprio 4 metri per dire sì, sono andato a Villa Zene, sono andato a cavallo. Ciao. Maria Adelaide, coi piedi per terra, e oltre che fare le passeggiate a cavallo, cosa si può fare qua? Di più, diciamo così... Meno pericoloso. Ecco, bravo. Sì. Allora, guarda, secondo me il Polesi nel Delta è un giardino tra le città d'arte, per cui cose da fare ce ne sono tantissime. C'è un territorio enorme da scoprire in bicicletta, da scoprire in barca con i pescatori, da scoprire in canoa e da scoprire naturalmente a cavallo. Tutte le città d'arte più famose al mondo, Venezia, Ravenna, Ferrara, Verona, sono tutte raggiungibili in un'ora da qui. Va bene. Ciao, grazie allora. Ciao, grazie. Molto gentile, che bello. Ciao, arrivederci. Adelaide torna a cavallo, io invece proseguo, perché mi ha fatto venire voglia di Polesine. Qui siamo vicino a Santa Giulia, un paese, e abbiamo attraversato da poco l'abitato di Donzella. Perché Donzella? Perché c'è una leggenda storica. Pare che la figlia di un grande possidente terriero a un certo punto si fosse innamorata di un povero pescatore. Il padre, che voleva farla sposare naturalmente a un altro riccone per aumentare i possedimenti, glielo proibisce, la chiude in casa. Allora lei cosa fa? Scappa di casa e viene qua, sull'argine, alla ricerca del suo bel pescatore. Ma aggiungo io, forse per colpa della nebbia non lo vede e si dispera. Intanto lui era andato da un'altra parte, non l'aveva vista, perché qui in genere la nebbia, insomma, è terribile. Non si trovano e lei allora, disperata, si butta nel Po e annega. E da allora questo è chiamato il Po della donzella o della gnocca. No, nel senso che sì, per alcuni è un apprezzamento riguardo alla bellezza di questa donzella, per altri invece la gnocca sono praticamente queste colline fatte di sabbia. Comunque, insomma, siamo sul Po della gnocca, guarda. Bene, qui sul Po della gnocca l'acqua sembra caffè latte, anzi tè. E lì da te com'è? Oggi qui a Ranghiroa, nelle isole Tuamotu, Polinesia francese, Zoe avrà il suo battesimo del mare. Si immerge nella laguna assieme a Ugo, naturalmente in un modo slow. Eccoci qui riuniti per andare a fare una immersione qui dentro in laguna a Ranghiroa, in un posto chiamato Aquarium. Ma dai! Il nome dice tutto e non aggiungo altro, vedrete voi perché lo chiamiamo così. Zoe non ha esperienza, ma è in buone mani. E qui comunque ci si immerge in acque poco profonde. Perfetto.
Lei che filmava lui che filmava lei. Entrati in acqua dal gomone è la cosa più semplice di questo mondo. Allora, una mano erogatore e maschera. Ok? L'altra dietro nella nuca, l'altra dietro nella nuca e poi ti lasci andare, in giù, così. In un fondale di pochi metri già sei in un paradiso marino. Anche il tramonto a Ranghiroa lascia senza parole. Ma dopo il tramonto c'è la cena. Siamo con un'amica al Mai Tai Hotel. Allora, questa sera si mangia veramente raffinatissimo. Questo è Mai Mai con contorni vari e con salsa alla vaniglia. Questo che stai mangiando, che Crevette sauce au curry. Gamberi con la salsa di curry. E il riso, accompagnato dal riso, eccetera. Ma questa è proprio una specialità. Questa è il mollusco della perla nera, che non solo produce la perla nera, ma anche è buonissimo da mangiare gratinato. Come si appella? Corori. Cioè, questa sera, poi in un contesto così meraviglioso, con un stupendo mare che si vede là davanti, è veramente meraviglioso. E poi, novità veramente straordinaria, a Ranghiroa si produce persino il vino. Questo, un vino bianco, si produce sull'atollo, qui vicino, è straordinario, è vero? Come si appella? Vin de Ranghiroa. Vino di Ranghiroa. E tu cosa stai mangiando? Perché so che stai mangiando. Cosa? Cosa? Ti sbagli! Per il fuso orario da te è sera, ma qui è mattina. Il momento migliore per una gita sul delta del Po. Buongiorno. Alberto. È lui Piacere. il pescatore che ci ospita a bordo della sua barca. E benvenuti nell'estremo delta del Po. Estremo delta suona proprio, capito, come grande avventura. Sicuramente perché sono zone ancora integre, noi tocchiamo le zone meno antropizzate del delta del Po, per cui vi porto un po' i mezzi segreti del delta. Va bene. Caneto, focce, scanni, i dedali di canali. Guardi, non so di cosa si tratta, ma sono curioso. Partiamo pure. Approfittiamo del fatto che la nebbia ci dà tregua. Beh, il delta del Po è bello, ogni stagione cambiano continuamente odori, colori. Bello l'autunno con le brine, con le nebbie, surreali, malinconico, un po' vattato, quasi ipnotico. È un poeta, Alberto. Lo sapevo che avevo trovato l'uomo giusto. Barbara, a proposito di nomi, io so che questo qui era detto il Po delle parolacce perché è un luogo dove è stato molto difficile abitare, ma l'hanno invece ribattezzato il Po dei sospiri. Com'è questa storia? Sì, perché praticamente questo luogo da cui siamo partiti, Santa Giulia, fino a non molti anni fa era proprio conosciuto il Polesine dei sospiri, in quanto almeno una volta l'anno o il fiume o il mare ci faceva sospirare, in quanto questa zona veniva periodicamente allagata. Ecco, vedi da cui il Po delle parolacce, perché
Però diciamo i sospiri. Veniva, perché dici veniva? Adesso no? No, adesso per fortuna, grazie ai forti controlli e alla manutenzione che viene effettuata lungo i tratti fluviali, non abbiamo più di questi problemi, né per quanto riguarda il nostro fiume, né per le mareggiate che possono giungere dal nostro mare Adriatico. Quindi adesso andiamo verso la foce. Verso la foce. E andiamo a vedere dove il Po si butta. Si sposa con il mare. Cosa sono questi pali piantati qua in mezzo al Po della Gnocca? Pensa, questo è un progetto, vecchi progetti di Leonardo da Vinci, porte vinciane. Servono a fermare il cuneo salino. È la marea che porta dentro al fiume l'acqua salata. Esatto, crea grossi problemi per irrigazioni delle terre. Certo, perché si irriga con l'acqua salata, bruci tutto. Esatto. Insomma, vuoi dire che Leonardo ha inventato il Mose molto meglio, molto più razionale. Sicuramente. In termini di pesci, vuoi dire che il pesce di mare arriva anche dentro allora? Queste sono acque salmastre, vivono tutte le specie di pesce eurialine, quelle specie di pesce che si adattano al cambio del sale. Le specie come le chiamate? Eurialine. La preda ambita è la spigola del branzino, cefali, anguille. La spigola è di mare e l'anguilla è di acqua dolce. Piano. L'anguilla è una specie catadroma, vive in fiumi ma va a riprodursi nel mare dei Sargassi. Che bella parola. Vuol dire che è adattata sia al salato che al dolce. A un certo punto ci si para di fronte a una visione spettrale. Alberto, Barbara, ma è impressionante questa roba qua. È una residenza in stato di subsidenza, si dice così? Sì, questo era un vecchio magazzino del riso. Qua pensate, fino agli anni 60 erano tutte coltivazioni a riso, canapa, tabacco, tutto abbandonato dopo l'ultima alluvione del 66. L'estrazione del gas metano, partito dagli anni 30 e ultimato negli anni 60, l'uomo ha iniziato a estrarre gas metano dal suolo e pertanto il terreno ha avuto un abbassamento disomogeneo. E qua l'acqua sta entrando ancora dentro in questa specie di, come posso chiamarla, di laguna? Laguna è la più grande laguna del delta, è la Sacca di Scardovari, 3.200 ettari di laguna adibita attualmente a itticoltura e moriscocoltura, all'economia. Che una volta invece era agricoltura. Era agricoltura. Vabbè dai, andiamo a vedere un cannetto. Un cannetto, Bonello Bacucco, un dedalo di canali. Questo territorio che adesso mi appare deserto e selvaggio in realtà era produttivo. Scusa Barbara, ma in termini sociali, economici, allora questa qui era una zona, diciamo così, in cui la gente viveva e lavorava? Beh, in termini sociali effettivamente la canna palustre, che a osservarla sembra una comune pianta, aveva la sua ricchezza, aveva il suo scopo. Infatti in passato i cannaioli, cioè le persone che giungevano qui con piccole imbarcazioni, raccoglievano la canna palustre, facevano dei grossi cespi, riempivano la barca e si portavano dove? Sul tratto arginale per poterla poi vendere a eventuali acquirenti. Un materiale prezioso. Utilizzato fino a pochi anni fa per far tutto, le case, le stuoie, le arelle, i lavorieri per le anguille, le anatre da richiamo, un buon isolante termico e idrico, ma anche un ottimo fitodepuratore naturale. Fitodepuratore perché? Perché l'acqua passa di qui e si... E con il ciclo della fotosintesi clorofiliana va a depurare l'acqua. Qui il Parco Regionale Veneto opera a macchia di leopardo, fra zone protette, siti di interesse comunitario e zone non protette, che magari sono riserve di caccia private. Qui siamo nel parco. Certamente, qui siamo all'interno del Parco Regionale Veneto del Delta del Po. Sono due parchi, uno veneto e uno emiliano? Effettivamente sì, il Po di Goro segna la linea di confine naturale tra il nostro parco, il Parco Regionale Veneto del Delta del Po, e il Parco Emiliano. Non abbiamo reti, recinzioni, ma è proprio il fiume che segna la nostra linea di confine tra queste due entità. Ma quello è il famoso faro di Goro, è vero? Faro di Goro. L'ho visto dal mare delle volte. Isola dell'Amore. L'isola dell'Amore. L'isola dell'Amore perché è un'isola dello stato naturale, 5 km di scanno, area protetta del Parco Emiliano. Dell'Amore perché in estate tante coppiette vengono a mangiarsi i panini in pace sull'isola. Capisco. Alberto, mi hai portato qua nell'orto. Qua siamo da un orto.
Un orto coltivato a vongole, una zona nursery. E qui che venite a ravanare per tirare sulle vongole? Certo, al mattino qua siamo in acqua, a volte fino al coglio, dipende poi dalla marea, a pescare la vongola. Tocca a lei. A me? Certo. Devo coltivare raccogliere la vongola? Certo, gli ho portato anche lo smoking per andare in acqua. Pronti? Molto bello! No, dai, davvero? Certo. Non c'è pericolo. Non c'è pericolo. Qualche granchio, fai attenzione. No, ma dico, non c'è pericolo che uno si bagni. Tutto va bene. Le vongole giustamente bisogna conquistarsele, però non vorrei bagnarmi e prendere la... No, tranquilla, l'acqua è ancora... La vongolo polmonite si chiama. L'acqua è ancora calda in laguna, per cui è bella stagione. Tolgo le scarpe però. Sì, certo. Ecco, già è un problema solo mettersela questa roba qua. Oppa! Oh! Di misura! Ho freddo, sì, ci sto dentro. Si vede che i vongolari hanno una certa fisicità. Oppala! Cosa si prova a camminare sulle acque? Dai! Pianta le mani qua dove ci sono questi buchi, lì sono appena state seminate, però piantare le mani qua dove ci sono i buchi. Le vongole sono piantate 4-5 cm sotto la sabbia e tiri su vongole. Tiro su vongole Anche dove lì, io metto le mani? dove metti le mani, pianta nel terreno, vai giù. L'oro del delta. L'oro del delta. Le vongole. Oh, ma sembra facile a far così, però, cioè, come le piantate voi? Noi una volta reperita la semina, andiamo a seminarle come il grano, a spaglio, tutto il resto ci pensa la natura. Loro hanno un piccolo piede, si piantano nel vento, nel terreno, e quello è il suo habitat. Quindi andate a prendere questa sostanza gelatinosa che sono poi le uova e le mettete qua. Aprila, puliscila se c'è un po' di sabbia, lì senti il gusto del mare, senti il mare in bocca. È vero, cioè è roba che le famose ostriche, è roba da ridere. Posso portarle a casa queste che non si sa mai che... Certo, una piccola spaghettata. Esatto. Bella la laguna del Po. E voi a Ranghirò in Polinesia cosa state facendo? Ci imbarchiamo per la laguna blu. Hirinake tamama, mamma aue. Sta anche piovendo. Ho preso sempre acqua Blue Lagoon. Sarà Blue Lagoon? Ho preso l'acqua. Adesso però bisogna raggiungere il Motu, cioè l'isoletta deserta, a piedi. Adesso bisogna fare il passaggio con gli zaini sulla testa, tipo. Il problema è che ci sono anche gli squali. Ma sul Motu deserto trovarono un'altra capanna. E aspettando che spiova, vai con il picnic, vai con il pan cocco, polpa di cocco e farina. I granchi sono i famosi granchi che vanno poi sopra al cocco, lo tagliano e lo fanno cascare in testa al turista malcapitato. Sì. Ma la nuvola di Fantozzi esiste davvero, eh? Abbiamo preso acqua dal cielo, acqua dal mare, distrutti. Vento. Pioggia. Anche l'altra volta, solo che l'altra volta c'erano meno capanne, quindi questa volta sono un po' più attrezzati, quindi ok. Ma i turisti hanno una filosofia slow, impermeabile agli imprevisti. Si dice gente allegra, Dio ti aiuta. A noi Dio ci aiuta sempre, dove andiamo andiamo. Noi rimaniamo qua fino a domani mattina, poi se il tempo si calma torniamo, se no tanto il cocco ci abbiamo tutto, non ci manca niente. E torna il sole. C'est bon. Là, il y a du ricottane, tu peux cuire le coco, du mei, et pain coco, et du poisson grillé. Panni di cocco e Porco Quilici girò qui, Fratello Mare, tutta una serie di altri documentari che convinsero tutti quelli di una certa generazione, cioè della mia, che vedevo i suoi documentari, a pensare veramente questo posto come uno dei posti più belli del mondo. Lo è.
voglio prendere uno squaletto per accarezzarlo, non ci riesco. Vale la pena fare 23 ore di volo. Vedi questo paradiso. Io ho aspettato 25 anni l'anniversario per poter venire in Polinesia. Se sapevo venivo 25 anni prima per vedere questo bel paradiso. Lasci l'Italia e vieni qui. Io mi stabilirei per tutta la vita in questo paradiso. Non paghiamo le tasse, si mangia, si beve e sole. E mia moglie se gli piace pure. È stata lei che ha organizzato questo viaggio a sorpresa. Beh, qui quelli che non pagano le tasse li buttano in pasto agli squali, che però, in questo caso, sono piccoli e mansueti. Emozioni hard, altro che slow. Adesso c'è il bagno con gli squali. Aujourd'hui, on va donner italiano for squalo. The grande squalo. Perfetto! Sì, è un esodo, il grande esodo. Usciamo di qui e andiamo, credo, a vedere i pescecani, quelli più grandi. Ah, cioè bisogna andare giù a fare il bagno con gli squali? Bisogna? Dobbiamo? Obbligatorio? Giù? Io non vado, osservo da qua. Com'è, Zoe? Belli. Bellissimo. Qui adesso arrivano, guarda quante ne arrivano. Gli squali non ti guardano neanche, non gli facciamo gola. Beh, certo, gli squali, con tutto quello che hanno mangiato grazie ai resti del nostro banchetto, sono sazi. Per stavolta siamo salvi.